Cordiale saluto, gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione del nostro audio giornale. È stato inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco di Udine Pietro Fontanini e del vice sindaco, nonché assessore ai lavori pubblici Loris Michelini, il rifacimento della pavimentazione del percorso ciclopedonale che fiancheggia la roggia di Udine in Viale Vat. Si tratta di un importante intervento di manutenzione che ha interessato tutti i 600 metri di percorso, partendo da piazzale Chiavris sino a giungere in via del Maglio. Una stretta collaborazione tra enti che grazie all'impegno di tutti ha dato risultati in tempi particolarmente rapidi, considerata la complessità e il valore del contesto in gioco. Oggi, terminati i lavori, i cittadini dispongono di un percorso rinnovato, sicuro e gradevole per poter apprezzare al meglio una delle passeggiate più scenografiche di Udine. La Fondazione Friuli ha approvato il documento programmatico per il 2021 che conferma l'erogazione per 6 milioni di euro nonostante la crisi economica e l'assenza di dividendi dalle partecipazioni. Un impegno che nel 2021 non diminuisce rispetto al passato, anche se l'esercizio che si sta concludendo ha visto una pessima contrattazione dei flussi in entrata. La Fondazione ha confermato la partecipazione ai grandi progetti di sistema come il contrasto alla povertà educativa minorile, il Funder 35 dedicato alle imprese culturali giovanili, Ager e Filiera Futura per il settore agroalimentare e il Fondo di garanzia per le associazioni del terzo settore. Fincantieri e Federpesca hanno firmato questa mattina a Roma un memorandum di intesa per promuovere il rinnovo della flotta peschereccia italiana. La partnership, aperta anche ad altri operatori selezionati dalla filiera del settore, vedrà Fincantieri nel ruolo di leader del progetto. Il gruppo definirà alcuni standard di pescherecci da dedicare al settore ittico italiano, eseguendone la progettazione e facendo leva sulle competenze maturate nella costruzione di navi speciali per l'avanzato cluster ittico norvegese della controllata VARD. Le unità saranno caratterizzate dai più alti contenuti innovativi. Federpesca, dal canto suo, darà una visione sistematica del mercato, promuovendo l'iniziativa presso tutte le istituzioni competenti a livello nazionale e internazionale e contribuirà a definire le specifiche tecniche richieste dal comparto, anche coordinando i contributi alle richieste degli operatori, e avrà in carico la ricerca di nuovi mercati potenziali nell'area del Mediterraneo. Dalla moda all'alimentare, passando dalla coltelleria all'arredamento, sono 41 le imprese del Friuli Venezia Giulia che dal 28 novembre parteciperanno ad Artigianato in Fiera Live, la kermesse internazionale che quest'anno, causa il Covid, non si svolge nei padiglioni della Fiera di Milano, situata a Rho, ma online. Fino al 20 dicembre, quindi, avranno una vetrina virtuale per far conoscere i loro laboratori e soprattutto di vedere i loro prodotti via web con spedizione gratuita per acquisti oltre i 39 euro. Confindustria Udine acquista e distribuisce 18.000 tamponi rapidi per le imprese associate. L'Associazione degli Industriali di Udine diventa così una centrale d'acquisto per le aziende del territorio che tramite apposite convenzioni con personale sanitario potranno somministrare ai lavoratori i test per ottenere in tempi veloci risposte sulla situazione del contagio nei siti produttivi. La distribuzione alle singole imprese, che avevano prenotato i 18.000 kit, si è appena conclusa e già si annunciano nuovi acquisti. Andiamo a chiudere questa edizione veloce del nostro audio giornale di friulitv.net con le previsioni del tempo di giovedì 26 novembre emanate dall'Osmer. Cielo sereno poco nuvoloso per velature ad alta quota. Sulla zona montana inversione termica notturna nelle valli. Possibili maggior nuvolosità sulla costa orientale. Le temperature varieranno in pianura. Le minime da -2 a +2, le massime da 10 a 13 gradi. Sulla costa le minime tra i 4 e i 7 gradi, le massime tra i 10 e i 13 gradi, lo zero termico oltre i 2000 metri. Vi ringraziamo ancora come sempre per l'ascolto e anche la visione in questo caso e vi auguriamo a tutti voi la più cordiale buonasera.